Ma che canzone allegra a farci entrare nello spirito pugliese. Erano i Bundabash featuring Alessandro Amoroso, A Tre Passi da Te. Loro, se non sbaglio, sono di Brindisi, lei è salentina, quindi non poteva che esserci scelta migliore, perché appunto telefoniamo direttamente a un'amica in Puglia, se non sbaglio a Bari in questo momento. È la nostra amica Bonaria Decorato. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti! Che meraviglia! Senti, già si sente il sole della Puglia dalla tua voce. Dove sei di preciso? A Bari, giusto? Sì, sono a Bari per uno spettacolo fino a febbraio, prima di tornare poi nella bella e magica Roma. Ok. Però adesso per fortuna sono qui a Bari, nella Puglia, col sole, il mare, anche l'Uventus, come dicono in Salento. Esatto. Ascolta, Bonaria è una mia cara amica, nonché attrice, e adesso tu sei impegnata a Bari con uno spettacolo teatrale, giusto? Sì, allora siamo stati ottobre, novembre, dicembre in scena con una commedia di Neil Simon, La strana coppia, e adesso invece con una commedia degli equivoci inedita, che non voglio svelare nulla perché chissà, forse verremo pure a Roma. Ah, ok, noi ti aspettiamo in caso la radio ha le porte aperte per te lo dico. Ma bando alle ciance, allora stavamo leggendo che il New York Times, nella sua classifica dei 52 posti, paesi, places to go del 2019, al 18° posto, niente poco di meno che, c'è la Puglia. Allora, la Puglia, vabbè, sappiamo, è variopinta, da nord a sud si cambia di aspetto, culinariamente parlando, non è solo Salento, diciamolo, no? Perché New York... Assolutamente no, perché sì, ormai va di moda il Salento, ma vabbè, io ovviamente, come si dice, ogni scarafone è bella mamma sua. Sì. Però anche Bari ha il suo perché comunque la Puglia è stretta e lunga, quindi Bari è proprio al punto centrale, perché si può andare verso nord, verso il Gargano, scendere verso Trani, la Basilica, Castel del Monte, poi abbiamo appunto Bari, scendere ancora sempre nel Pugliese, nel Barese, abbiamo Alberobello, Cisternino, Polignano, tutta la Valle d'Itria, che comunque è magica. Tu pensa che io quest'estate sono stata a Locorotondo, okay, e la gente mi diceva: vi siete affacciati sul lungomare? E io dentro di me ho detto: il lungomare, nella Valle d'Itria, il lungomare. Però è talmente bello il lungovalle che loro lo chiamano lungomare. Ah, ok, pensa a te, questa è una piccola chicca. Ma una piccola chicca. Allora, il New York Abbiamo Times... le grotte di Castellana. Ecco. Esatto, perché il New York Times appunto citava soprattutto le masserie del Salento, però io ti chiamo apposta perché sì, Castellana Grotta ad esempio io l'ho visitata, ma appunto volevo un attimo concentrarmi anche sul nord della Puglia e sul centro, no? Cosa possiamo trovare lì al centro? Polignano a Mare, città natale tra l'altro del grande Domenico Modugno, no? Sì, allora Polignano a Mare, ormai la Puglia insieme a Polignano a Mare sono una delle mete più ambite anche a livello cinematografico. Dagli italiani anche produzioni estere ormai vengono a girare in Puglia e a Polignano. E questo secondo comunque... te aiuta il turismo, Bonaria? Aiuta il turismo, però va anche a svantaggio di noi, diciamo, concittadini, perché comunque purtroppo aumentando il turismo aumentano pure, diciamo, le spese, i prezzi e quant'altro anche a livello quotidiano, diciamo così. Però okay, è bello comunque far conoscere i nostri posti, e Polignano è magica. Io ogni volta che vado, inverno, estate, mattina, pomeriggio, un'atmosfera magica. Poi questo inverno, questo Natale hanno fatto le luminarie come a Salerno. Ah, ok, meraviglia. Beh, ascolta, hanno illuminato tutte, sì. Io ad esempio, infatti ogni volta che nomino l'Italia in generale, che l'ho girata in lungo e in largo, appunto io una cosa che sostengo è quella appunto di fermarsi a visitare prima l'Italia e poi andare all'estero, con tutto il rispetto per Parigi, per New York, per l'India e tutto eccetera. Però un esempio che io faccio spesso, al di là di Venezia, bellissima, una città unica al mondo, cioè voi avete Alberobello, che anche quella è davvero una cosa unica, appunto, che non puoi trovare da nessun'altra parte. Alberobello secondo me è ancora più da valorizzare, no? Guarda, io ti dico la verità, è brutto dirlo da barese, io Alberobello l'ho scoperta solo 2 anni fa, e in questi 2 anni aia
Eh sì, perché comunque per fortuna, ma per sfortuna, comunque per lavoro sono stata via dalla Puglia. Certo. 2 Natali fa i miei genitori mi ci portarono e cioè io da allora appena posso cerco sempre di andare, perché nel periodo natalizio è magica, perché ci sono le luci, tutte le proiezioni sui trulli, dei fiocchi di neve, del presepe e di tutto. D'estate con comunque il sole, senza nebbia, senza foschia, si vede tutto il panorama di questi trulli, questi tetti bianchi di pietre col verde, che te lo dico a fare. Ecco, una cosa che accomuna la telefonata che ho fatto settimana scorsa al mio amico Roberto dalla Sardegna è quella di promuovere la vostra regione, le vostre città anche e soprattutto d'inverno. Mi stai sottolineando molto quanto sia importante visitare la Puglia anche d'inverno. Anche d'inverno, soprattutto secondo me anche d'inverno, perché uno d'estate di solito si sofferma ad andare al mare, la spiaggia, certo, gli scialli sulla spiaggia, invece d'inverno comunque c'è tutta una magia diversa, un'atmosfera diversa, perché comunque c'è comunque il calore appunto anche delle luci stesse, certo, che ti portano nel periodo natalizio, delle cose che tu magari non visiteresti d'estate. Sì, magari sì, gente dal nord che non è il mare viene in Puglia d'estate, si sofferma solo e soltanto sulle spiagge. In Salento ci sono appunto le Maldive del Salento. Ma ascolta, lasciando un attimo allora il Salento, i pasticciotti e il caffè leccese, la puccia, eccetera eccetera, da voi invece una cosa culinaria che mi consigli assolutamente? Allora, soprattutto se fatto da mia madre, riso, patate cotte. Ah, che in barese sarebbe? Allora, praticamente sarebbe una teglia fatta al forno. No, con la lingua, in lingua barese, col dialetto barese. Ah no, la tied de ris patate cotte. Ah, che meraviglia! Lo sappiamo che cos'è. Bonari, allora io ti aspetto a Roma, appena c'hai qualcosa al teatro qui, ti aspetto in radio. Sì. Mi raccomando, ti ringrazio tantissimo. Fai fare qualcosa a tua mamma, prendi una bella valigia e portala su che ti aspetto, Perfetto, allora ti porto il tegame di riso e patate cotte, perché ci vediamo presto, che così promuoviamo lo spettacolo nuovo con Nino Taranto. Va bene, Bonaria, grazie, salutami la Puglia, un abbraccio. Un bacio e grazie a tutti, un bacio a tutti. Ciao Paolo, grazie. Ciao, ciao, ciao.